Io dico che non dimenticherò mai quest'anno, è un anno nel quale noi siamo stati privati della nostra libertà, è un anno che noi non abbiamo vissuto da liberi. Mai avremmo pensato di passare le nostre giornate a parlare di morti, di terapie intensive e di ricoverati. Mai avremmo pensato di girare con la mascherina. Mai avremmo pensato di vedere un paese che si chiama Vo, perimetrato da un'ordinanza del Presidente della Regione con i militari che controllavano i varchi. Mai avremmo pensato di fare 7 milioni di tamponi. Mai avremmo pensato di avere 3.400 ricoverati in ospedale che vivevano la difficoltà di una persona che sta affogando. Mai avremmo pensato di dover programmare più del raddoppio delle terapie intensive di una regione che storicamente ha sempre avuto quelle. Mai avremmo pensato che il modello sanitario che abbiamo disegnato per certi versi ci ha salvato per la sua efficienza, ma per altri ci fa fare dei ragionamenti. Vi faccio un solo esempio. Avete notato che c'è stata una stagione nella quale l'ospedale è stato vissuto come un grande centro di happening commerciale, la parrucchiera, il bar, la libreria, che è una bella idea, no? Però abbiamo capito che negli ospedali ci devono entrare solo i malati. Mai andremo oggi a realizzare un ospedale con queste tutte divagazioni sul tema. Quindi torneremo probabilmente a quella corrente architettonica che è stata definita dal brutalismo, dove l'ospedale sarà un parallelepipedo molto efficiente, diciamo performante sotto il profilo delle cure. Tra tanta negatività ha avuto un aspetto, diciamo, bello, che è stato quello che abbiamo riscoperto una comunità. E guardate che il popolo veneto è venuto fuori tutto in questa vicenda. E penso che tante cose, tanti risultati non li raggiungevamo se non c'erano i veneti, coalizzati contro questo virus.